manifestazione del 25 gennaio ad Agrigento contro l'isolamento viario e infrastrutturale della provincia. L'intervista ad uno dei promotori, Don Mario Sorce, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento. Giorno 25 gennaio ci sarà una grande marcia, manifestazione indetta dai 3 segretari di CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione della Pastorale Sociale e del Lavoro della Curia di Agrigento e la partecipazione di tutti i primi cittadini della nostra provincia. Tutti hanno dato il loro assenso a partecipare perché vogliamo richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità circa l'isolamento in cui è stata relegata la nostra provincia ormai da anni. Un problema serio che riguarda non solo la situazione viaria ma anche delle ferrovie, dei nostri porti, l'assenza di un porto, comunque la difficoltà a raggiungere in maniera adeguata non solo per i viaggi dei cittadini ma anche per il commercio, l'industria, il turismo. Un aeroporto è diventato sempre di più un gravissimo problema per lo sviluppo del nostro territorio. Allora l'intento è quello di ridare al cittadino, all'agrigentino, di tutta la provincia, l'essere protagonista della propria vita sociale ed economica. Dobbiamo far capire intanto che non siamo contro nessuno, siamo soltanto contro l'isolamento della nostra provincia e poi riuscire a fare dei tavoli via via tecnici con ANAS, Ferrovia dello Stato, le autorità portuali, l'ENAC e poi gli esponenti del governo sia regionale che nazionale, perché tutti possano fare quello che è necessario per il rilancio di questo territorio. La responsabilità è di chi doveva e poteva far sì che si poteva arrivare a un miglior sviluppo del territorio. Certo è che noi parliamo di situazioni, prendiamo ad esame le più importanti, 640 e 189 che dovevano essere completati entro il 2018, siamo nel 2020 e pur andando dietro alla certezza che il vice ministro Cancellieri ha detto che sulla 640 ci saranno degli interventi abbastanza seri, ci chiediamo quando queste 2 arterie principali saranno davvero finite, per non parlare delle situazioni interne della nostra provincia, tutte le strade provinciali, tutte le strade statali che sono in una situazione di quasi disastro. È un problema che doveva vedere a suo tempo, non è una questione che riguarda soltanto l'oggi, ma in tanti anni si poteva e si doveva migliorare la situazione in generale delle nostre strade.